Hold up. Eccoci qua, puntuali come un brufolo in piena fronte al primo appuntamento. Ma con non una te ragazza. altri esempi, scusa. Sapete che sono il più romantico dei tre, per cui era giusto anche dare questa apertura. Siamo ritornati Senz'altro Show, diamo il benvenuto. Da dove? Siamo ritornati all'ombra della piazza Burger, che era la location originale. Siamo ritornati finalmente qui e vi diamo il benvenuto non solo a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta su Facebook. In diretta dico che cominci a dire ora attacchiamo ai 7, sei 7. Con calma, attacchiamo un attimo, vergine. danne tempo. Comunque sono le 7 in tutti i fusi orari, penso, del Veneto, per cui insomma siamo in diretta, siamo in diretta. Amici di Facebook, un grande saluto, amici anche di YouTube che poi riguarderanno la replica tra un'oretta circa, no? Easy qui che ne scrive domani. Questi qui di YouTube, Easy qui che ne scrive: potete attaccare più tardi che ho a tornare a casa da lavorare. Ma sì, sono io replica. spegnatare. Vabbè, quindi lo potranno vedere dopo in replica. Comunque siate in diretta con noi già da adesso o su YouTube a riguardare le repliche, insomma noi vogliamo veramente ringraziarvi perché sì. Senz'altro Show sta andando benissimo, abbiamo veramente un seguito che ci emoziona veramente, per cui il nostro grazie davvero, anzi Grazie. vi chiediamo di fare con noi un grande applauso a tutti voi, a tutto il nostro pubblico di Facebook. Fatelo, lo stiamo facendo, grazie. E dopo questo primo minuto di lecchinaggio Sì, infatti, totale, ma che va bene. Se bello. Però chiamiamo a raccolta i nostri fans, tutti coloro che stanno guardando in questo momento il Senz'altro Show e chi lo guarderà poi in replica, schiacciate quel tastino con scritto condividi, ma fatelo proprio adesso, in modo da condividere a un numero impressionante di persone, miliardi, schiccia che il brufolo che Ma che vuoi, no? condividi, fate così. Vabbè, io non ho più l'età da brufoli ormai, non ce Perché l'ho più. insomma vogliamo essere sempre di più. Che cosa succederà oggi al Senz'altro Show? Abbiamo un grandissimo, ce l'hai scritto per cui puoi C'ho leggerlo. scritto, guarda che io tranquillamente. ho tutto perché non mi ricordo niente e in realtà non leggo mai. Aspetta. Sai cosa succede oggi al Senz'altro Show? Vai. Rullo di tamburi, perché ci siamo dotati anche di tutta una tecnologia qui, possiamo farvi una serie di effetti che neanche il maestro Clafford, prego. Sta risata sei bruttissima. Fammi degli applausi, Pippo, perché anche oggi si giocherà in diretta con il nostro Titamoji, gioco delle emoticons, che se vi siete persi nella scorsa puntata, dopo avrete modo di capire come funziona. Scorsa puntata che ha visto due vincitrici che abbiamo appeso qui, dietro di noi. Abbiamo appeso, aspetta che mi Pippo, incuccio così si bravissimo, possono Abbiamo vedere. oggi le 3M, Michela, Marta e Martina, le Brave. nostre vincitrici in questa Wall of Fame, tutta donne. Che tanto che più che Wall of Fame, secondo me è una Wall of Femine. Esatto, si può cambiare il nome. Però mi sono chiesto anche perché i maschi non vinse i giochi del Senz'altro Show. Perché? Vabbè, ma è facile, dai, Pippo. perché i maschi non chiama, nessun uomo chiama al telefono. Come Chiaro. funziona? Facciamo degli esempi. Facciamo un esempio. Anche se Marco e Pippo su Facebook col Senz'altro Show fa il gioco, se puoi partecipare, ma se è difficile ciappare a linea. Ciamati! Esatto, ma anche, Maria una pissetta stasera, che gusto ho avuto ti? Ciamati. Stamattina, oppure, ma è Paolo e Francesca, se è un sacco di tempo che non li sentiamo, chissà come staranno. Ciao amici. Esatto. Se tanto che non vedemo tua mamma. Vabbè, ma cosa succede dopo questa sera al Senz'altro Show? Vedremo un episodio nuovo di Duilio Ines. Questa volta una cosa un po' particolare, sono in vacanza alle terme. Un weekend romantico, ragazzi. Weekend, ma quindi non sei più dal terapeuta. Secondo me quando Ghise torna a casa si torna al terapeuta. Può Ma dopo essere, andremo a vedere può cosa essere. succede e torneremo dalla nostra Luisa in Pironi. DAD, la nostra insegnante di inglese sì. in DAD, traduciamo DAD. DAD è tecnicamente didattica a distanza, in realtà Zetto Fio che tacciava internet. Questo effettivamente questo. E avremo, come immagino aspettate proprio con grande ansia, l'ospite d'onore come sempre, il nostro assessore Ciano Contine, che se avete seguito la telefonata dell'ultima video di qualche giorno fa, ha telefonato addirittura ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus, per questa questione della Superlega, che ha creato un polverone, 2 giorni di polverone per questa Superlega. Noi tra l'altro tifosissimi di calcio, è vero, e non solo, anche rappresentanti delle tre società, perché noi siamo la voce ufficiale di Inter, Juve e Milan. Quindi chiediamo scusa a tutti gli appassionati di calcio e insomma, però anche un po' queste società dovrebbero chiedere scusa a noi, perché
come fa a inventarsi andare a partecipare al torneo? Cioè. Le squadre più forti d'Europa, Cioè. Juventus, Inter e Milan. Ma quando sai chi vinse che ha Non Coppa? l'ho visto, anche abbiamo perso col Sassuolo mercoledì, voglio dire. Ma non sai organizzate, ma va a giocare qua Pro Patria, qua Con E tutto il anche- rispetto. Ma no, con tutto perché- il rispetto per la Pro Patria, però Esatto. magari ce la giochiamo, Che no? de sti tempi secondo me perdemo comunque. Può essere, però sai la roba che mi dispiace di Sì. più è aver perso un po' il romanticismo No, legato ma al l'hai tolto calcio. di bocca, perché il romanticismo è una cosa secondo me fondamentale in generale, ma nel Bravo. calcio abbiamo perso sta cosa. Cioè, mica sto ricordo da piccolo che, per esempio, la prima volta a San Siro. Chi se la dimentica? no, Ma San mi Siro- volete smette game, sta 0-0 Inter Milan, cioè, per stare a casa. Ma la tua, sentiamo. E a me prima volta è stata meravigliosa. Bambino, insomma, ero Sì. ancora elementari, l'emozione, tutto carico. È la settimana che aspetto sto regalo, andare a vedere il Milan, no? Ma magari col Milan Club. Col Milan Club, quindi il rito di fermarsi in autogrill, quei bandiere del Milan, te trovi gli altri tifosi, te carichi, no? In pullman, corri da stadio a lotteria, coi premi del Milan, te smonti e te vedi San Siro di sera. ragazzi, non C'è a una caso. roba Indimenticabile. indimenticabile, no? Sto edificio enorme con sti anelli che va su, no? Luci dappertutto. Luci dappertutto, è una emozione pazzesca. Pieno di gente, Pieno di gente. Smonta un vecchio dal pullman e fa: "Il pare all'ospedale del Doio". Ma tutto il romanticismo. Che aneddoto sei, questa roba qua. Storia vera, tra l'altro. Però Pippo milanista doc, è milanista Sì. di famiglia, un milanista sfegatato oppure appassionato? Sfegatato. Ma sfegatato, Pippo, no. No. Non so se in famiglia tua sono Ora, sfegatati. Tutti milanisti. Tutti milanisti? Cugini, sì, parenti, Ah, tutti. invasati, No, cioè- no. Cioè, che piace il calcio. Che piace il calcio, Dai, non so che bello, siamo no? esagerati. Sì, saluto mio cugino Luca, ciao Luca, e saluto anche suo fioi Silvio, Ibra e Sheva. Ciao a tutti. Come sono sfegatati Silvia Ibrosceva? No, siamo sempre qui a per terra noi Ma altri, per no, piacere, Ciao, Silvio, ma per ciao, piacere. piacere. Ma per Vabbè. piacere. Tra l'altro, guarda, posso dire, cioè, ritorniamo, non vediamo l'ora di ritornare anche a giocare a pallone. Mamma mia, infatti. Cioè, noi abbiamo giocato per un sacco di anni. cioè, Anzi, nel romanticismo del tema calcio, io e Pippo ci siamo conosciuti anche proprio addirittura. giocando. Sì. Guarda, no, ragazzi, questa mi un mancava. famoso cartone animato è ispirato alla nostra storia. Cioè? Io giocavo in porta, Pippo in attacco, No. te disegnente, Olli e Benji. Olli e Benji, no, da dove meraviglioso. nasce Olli e Benji? Arico, Cioè, Arico. nasce dalla vostra esperienza. No, giocavamo sui colli, uno su un versante e uno sull'altro. Wow, Vabbè, anche io ma no. giocavo a calcio adesso, non è che. Anche a te? Sì, è anche bravetto, è tutto sommato, sono piccolino sgusciante. Io ho fatto anche un cartone su Deo. Chi sei, ciao? Dave Di Gnomo. Guarda, siete proprio due carissimi moltoni, come diremo. Bene, allora mi immagino già il coro. Gae gnomo, gae amico mio. Andiamo al sodo della trasmissione, ragazzi. Perché stiamo per concludere questo periodo arancione, neanche il periodo di Picasso. finalmente. Basta, via il periodo arancione, finalmente torneremo gialli dalla prossima settimana. Vedrai sventolar bandiera gialla. Come diceva Finalmente. la signora, finalmente riusciremo uscire, però mi raccomando comportiamoci bene e alle 10 precise casa. Sta che mi storia. mette in ansia Mamma sto mia, coprifuoco. ragazzi. Ragazzi, mi sta roba mi mette in ansia. Mi pare adesso tornare adolescente quando Sì. che andavo fuori, mia mamma diceva te che tornare a mezzanotte. Mamma No, mia. e 2 ore dopo del coprifuoco, Cioè, capito? capito? C'è sta ansia, sta roba che neanche Cenerentola che aveva. No, infatti. No, che poi Cenerentola se non arrivava, se arrivava dopo mezzanotte perdeva scarpetta. Mi se arrivava dopo mezzanotte a scarpa di mia mamma mi arrivava in testa. In testa Quindi, dritta. Attenzione, Vabbè. Comunque signori, finirà anche sto Covid, finirà. Noi Finirà, però siamo finirà. sempre molto aggiornati, pertanto Sempre sul pezzi. andiamo a vedere se Pippo c'è una notizia sul Covid. Un 85enne di Eboli, provincia di Salerno, è stato sanzionato per 2 volte in un'ora e mezza dalla polizia municipale perché sorpreso mentre è appartato in un camper con prostitute. Cioè, mica neanche ha detto il numero. indefinito. 85 anni. 85 anni in un 85 camper, va mica. Davanti agli agenti si è giustificato Sì. dicendo di avere da poco avuto il vaccino Covid e che il farmaco gli aveva provocato un'eccitazione incontrollabile come reazione avversa. È colpa del vaccino Covid, ha dichiarato l'Arzillo Vecchietto. Ma è vera sta roba? Scusa, ma 2 volte? Eh sì, perché ha fatto richiamo. Ah, ecco. È tornato. Ecco cosa serve il coprifuoco, per tenere gli
anziani vaccinati a casa. Bravo, c'è bravo, un problema. bravo. Dopo sta notizia che sarà la corsa alle prenotazioni e i fioi di anziani che protesta e che dice oh mi tocca sempre portare in giro mio papà. Ma a fare il vaccino? No, in zona industriale. Non so perché portarlo sempre là. Basta, cambiamo argomento saluto. perché tema Covid però influenza anche il mondo della scuola e soprattutto sì, il mondo degli insegnanti. Noi siamo qui a raccontare gli sfoghi di una ragazza, una professoressa di inglese che si chiama Luisa Pironi in Difficoltad. Regia, facciamo vedere il clip. Okay, Mattia, complete this sentence. The book is on the... Book, No book, Mattia, try again. dog, The book is on the dog, Mattia, please. Try again. cat, But, Mattia, it's not a cat, please. So, take a break, okay? Think about it. See you soon. Cosa c'è, amore? Cosa c'è, amore? Magari ho sentito sto fenomeno. Devil killer. Demonio assassino! The book is on the... Che ho detto, il libro sei insieme a un libro, posso ancora capire che il libro può essere insieme a un libro? Happy God. Viva Dio! Ma no, non ti puoi dire è il libro insieme al cane o insieme al gatto? Metti tu i libri insieme agli animali a casa tua insieme al mio. Posi i libri insieme alle bestie con sagare il cane da ferma che dopo come soprammobile. Beh, amore, si sarà sbagliato con le parole, poverino. Poverino, This couple of browns. sto paro dei maroni! A 9 anni non sapeva la differenza fra un cane e una toia! E il libro si insieme alla toia! Luisa, ma... The book is on the table. Luisa, stai calma, amore. Mattia, are you ready now? Retry again. The book is on the... I don't know. You don't know. It's not a book, it's not a dog, not cat, Mattia. Te manca solo una opzione, diavolo assassino, ho dovuto posarlo sto libro, ho dovuto che sia, ma per esclusione, diavolo, che fate furbo, Dio, mo, in the table book ti opposi insieme a table, anche a me testa se On the table. perché mi spacco sulla toia a momenti. See you tomorrow. Bene, insomma, è un po' difficile. No, infatti, avevo visto nervosetta a Luisa No, stavolta. è un pizzico, Un no? attimino proprio. Però diciamo che è difficile raccontare il mondo della scuola oggi con Sì. tutte le problematiche che ci sono. Che ci sono. Già l'inglese in Italia. Non è semplice, ma vogliamo fare un saluto a tutte le insegnanti, tutti gli insegnanti, le maestri, i professori. Scriveteci i vostri aneddoti, le cose che vi succedono in DAD. Scrivetecele perché magari a Luisa puoi anche prendere spunto per i prossimi Assolutamente, sketch. Chi lo quindi sa? maestre vi aspettiamo. Noi andiamo avanti con la trasmissione, Certo. con il Sess'altro Show, perché c'è un ospite straordinario che viene a trovarci in questo momento. Sapete che abbiamo un media partner che è Radio Piazzaferro, la radio di Mestre, e uno speaker famosissimo che andiamo a conoscere ogni settimana. Certo. È già la seconda volta che torna a trovarci. Chiamiamolo con un grande applauso da casa, Vianeo da Mestre. Eccolo! Ciao Applauso Cocchi, da ciao. casa. Ciao Pippo, Come va, grandissimo. Vianello? Tutto bene, grazie, tutto bene, grande. Forte, ti seguo, sei forte. sei Grazie, forte, sei grazie, forte. Vianello. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori perché lei è qui con noi? Ancora qua, sto qua. Vabbè, raga, ha fatto un'introduzione, non stai arrabbiarti. Cos'è che mi hai domandato tu? Vuole ricordare per cortesia ai nostri ascoltatori perché lei è qui con noi? Ricorda? Secondo te? Perché? Mi vengo da Mestre, passavo per caso, chi so il passante è Mestre, amore. No, lei e non- allora ti devi calmare, amore, scavalco. Ma scavalco? Scavalco sto muro di arroganza che ti metti ogni volta tra me e ti vengo a te, dago. Scusi. Ma guarda che Ma perché aga con me? Stai tranquillo, stai tranquillo. Vianello, ci vuole raccontare perché è qui con noi stasera?
Certo, allora certamente con grande piacere sono Grazie. qui perché... Ma è la stessa domanda che ho fatto a me. Mamma mia, ma veramente ma ti sei acido, amore, ma ti sei scaduto. Dica il cervello con scritto da consumarsi preferibilmente entro il 31 agosto del 2001, per piacere. Del 2001. Veniva costi ridi, amore, costi ridi. Allora stiamo dicendo, perché Sì. sono qui per darvi anche un'opportunità a partecipare a questo straordinario gioco che la volta scorsa ha avuto un grande successo e che è promosso da Radio Piazzaferro, One Piazza, One Ponte. Certo, la Mi sua ricorda radio. molto uno slogan famoso, se posso dire, un po' accoppiato, vorrei dire da Radio DJ. Sì, Però, Ascolta, amore, illumina la mia giornata. grazie. Date fuoco. Allora, stavamo dicendo che questo gioco straordinario da cosa nasce? Vogliamo fare un recap? Sì, prego. 30-174? Mestre, se un capo Sì, di quello. Quello è. Il Allora, cap, il no, recap recap. è 30-174, 30-174. Mega messi mandosso, Te un po' te come messi toccati. mandosso? No. E una catena calmata! Scusi, signor Vianeo. Allora, facciamo questo recap. Come funziona il... Come funziona? Allora, se voi sapete che ormai la messaggistica quotidiana è ormai tutto su WhatsApp, no? Sì, beh, ormai. Allora io sul mio WhatsApp ho scritto no vocali, grazie. No, anch'io li odio. Poi ho scritto anche poche consonanti. Meglio di no. Poi ho scritto ancora, ara, se non ti me scrivi, non ti me chiami, se meglio ancora. Posso dire concordo con questa visione? Però siccome la gente è arrogante e tacchente, o magari che ha bisogno. oh, ma vabbè, insomma, siccome è arrogante e tacchente, e comunque mi manda immaginette, no? Immagini Immagini su Gli WhatsApp. emoji, gli emoji. Mi va veramente, mi non sopporto più. Cioè, sta roba. no, ma no, di dire qualcosa ti perché sennò mi ciappo e che dago, ma veramente che dago. Guarda, sono una persona anche sensibile, Calmo. veramente sensibile e fragile. Che metto un attimo a rompermi i maroni, te lo dico. Vianeo. Porti pazienza. Mi faccio anche il cappello dai volte. Ecco. Si stava forse riferendo agli emoji. Bravissimo. Emoji. Gli Quello che ho detto No, me. lo Marco. dice con meno arroganza, se è meglio. Allora, gli emoji. Allora, cosa fa? Gli emoji li vogliamo. È qui il colpo di genio. Ah, attenzione. Colpo di genio. Sensazione che tu, poretto, non potrai mai provare. Colpo di genio delle emoji che facciamo. Uniamo la tradizione veneta, Sì. mestrina, ma veneta. Beh, fa Con, parte. quindi ad esempio i proverbi con queste immaginette Gli emoji. gli emoji e viene fuori cosa? È il gioco Titamoji e allora oggi giochiamo a Titamoji. Allora, intanto si può cominciare a prenotarsi ai numeri in sovraimpressione. Telefonate. Le linee sono piene, non vi lamentate perché chiamate in tanti, quindi chi primo arriva, primo risponde. Primo- ecco, insomma. Bravo, che viene bravo. risposto. Prima non mi ricordo come che era. Vabbè, anche insomma. perché non sai che l'orsetta se perde l'orsetto lavatore. Beh, certo. Se l'orsetta se perde... L'orsetto lavatore. Ah, per questo è lavatore. Certo. E se tipo un corriere? più o meno. più o Senta, meno. Vianeo, possiamo Ah, fare non un sapevo. esempio perché la gente nel facciamo un frattempo esempio, facciamo un esempio. magari Guarda, non- Regina. Un esempio del gioco. E se costa, amore? Eccolo qua, il Titamoji. Eccolo qua, il Titamoji. Adesso vedi, ci sono questi due puntelli, no? Aspetta, prova a indovinare. Vai, però vai, me prova, butto, dai, me prova, butto. prova. Allora, i bambini No, fanno... però è un proverbio, amore. Dai, Ah, giusto, dai, giusto. Da. Da bambini... Sì, quasi. Tutto da- ok. Tutto ok. Da morti in paradiso. No. No, quindi. E ora da putei tutti ok. No, quando uno sì, ok. Se... Tutti bei, tutti Bravissimo, bravo. Dai, Ma tocca dirti Da bravo. putei, mi viene tutti bei, Da Cotemori. tutti santi. Bravo, Da dai, più o putei tutti meno. bei. Da Da morti morti tutti santi. Vedete che Avete siamo capito? arrivati. Molto semplice, che si arriva io, quindi potevamo arrivare tutti. E allora sentiamo chi c'è, chi c'è il telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, doppia voce, chi siete? Perché c'è anche mia figlia. Sono Maura. Ciao Maura. Ciao, Maura. Visto che ha risposto una donna, Certo. perché l'uomo ha Certo. detto ciao Mattia. Ciao, Mattia. Maura, hai chiamato tu su suggerimento del marito oppure no? No, iniziativa mia, anzi non volevano proprio che chiamassi voi, però siccome vi seguiamo da un po' di venerdì... Maura, da avevo dove ci piacere di chiami? farvi compagnia. Che Da bello. Roncaiette di Ponte San Nicolò. Che bello, Roncaiette. Roncaiette è una città gemellata con Mestre. Sì o no? Sì, ci sono poche città al mondo gemellate con Mestre. Una è Roncaiette e l'altra è Massa in Toscana. Massa. Città bellissime tutte, Massa. tanto che si dice a Mestre, bella Mestre, sì, anche a Massa. Vabbè, allora Maura, tu da... Che stupido. Allora ridono anche i nostri tecnici per la stupidaggine di questa battuta. Maura, Sì.
tu hai seguito il gioco, quindi anche nell'ultima puntata sei esperto ormai di Titamoji, sai che hai 30 secondi per indovinare. Se dovessi indovinare, finirai anche tu nel muro insieme alle... Nella Hall of Femmine. Nella Wall of Femmine, visto che ci sei. Possiamo Ok. fare uscire intanto l'immagine? Ci proviamo. Tu la Eccolo qua. vedrai, La vedrai con tra un un piccolo attimo. ritardo. Tu la vedi in questo momento? No, adesso no. Arriva. Allora te la descrivo, ci sono una serie di immaginette piuttosto che dei disegnetti che ti mandi su WhatsApp. Insieme fanno un proverbio. Vai, dai la Sei Maura? Adesso li vedo. Vai, 30 secondi. Via! Eh, Provaci, buttati. Sì, ci provo. Un cuore, una freccia. Brava. Sì. Com'è? Brava, Che in amore non si perde tempo. Dai, Il quasi. tempo in amore... No. Il tempo consuma l'amore. Non solo il tempo. Cosa fa un secondo? Lo metto, cosa fa? Sta? Cammina. Camminando, quindi Verso il Stop. cuore, verso l'amore. Stop, Maura, Peccato. buttati. Vai. Provaci. Cosa vai? Riprovo di nuovo. Sì, vai, l'ultimo tentativo. Andare incontro all'amore non è una perdita di tempo, ma probabilmente non è. Guarda, bellissima Guarda. Golpe Notti, ma non è questa, non è Sembra la questa. canzone The Neck. Sembra la canzone The Neck. Senti, però amore anche a te, sempre... Però posso fare una roba? Che peccato. Maura, salutiamo tutti gli amici di Roncaiete. Grazie sì. per aver giocato con noi. Grazie a voi. Ciao. Coca. Oh, Vianeo, guarda che qua Izzama più di Arai, Abbiamo già un'altra telefonata, ci dicono dalla regia. Addirittura. Forse che provate a amare l'eredità, ma non ha risposto nessuno, secondo me, se per quello che... Allora, sentiamo chi c'è in linea, vediamo. Pronto? Questo c'è un uomo, te devo mettere. Sì, sì. Pronto? Perché non Pronto? risponde? Pronto? Chi c'è in linea? No, sei benissimo perché te hai ne mostra cartelli su cartelli che sei uno al telefono, muoveva e poi alla fine non che sei nessuno. Chi c'è in linea? Pronto? Eccola! Oh, Ciao, chi sei? adesso Ciao. capiamo con start. Chi Aspetta sei? a me, che non ne capisco. Sono Elisa. Ciao Elisa. Ciao, Elisa, Elisa, che non ciao. ti capisci da dove ci chiami? Aspetta, perché... Guarda, Beh, funziona mi- così, Elisa, funziona così. Io ti Sì. faccio delle domande, tu rispondi. Dai, proviamo che... Da dove ci chiami, Elisa? Sto sempre a Elisa da Campagna Lupia che altra volta. No, vabbè, allora dillo che hai una tresca con Pippo. Con Marco non che credo perché no, cioè, no, Poretto è una tresca con dipende Marco. di chi sia il primo numero, non so di chi che sia. Ah, ecco, sì, ecco. giusto. Quindi nessuno riesce a prendere la linea, Elisa la Se la prende fa. per la seconda Va bene. volta. Va È bene. come i parenti Strano. di Gaetano da Napoli che riesce Esatto. sempre a trovare. Bravo. Salutiamo, ciao, amici di- Ma sai che a vederti così, cioè sei una persona intelligente. Ah, grazie. Ma fatelo dire da un cretino, dico anche a te. Vai. Vabbè, Elisa che chiami per la seconda volta. Andiamo subito al Titamoji perché sennò che d'acqua via. Allora, vai con... Buttati, hai 30 secondi, facci delle Aspetta che domande. vede Aspetta che arriva l'immagine. Aspetta Quando... che non vedo niente. Aspetta, Cocca, con manco arroganza, adesso Ma che arriva. sei casino, Romeo, adesso arriva, non stai preoccupare. Cos'è che avevamo detto prima? L'amore. Ok, via col aspettami. tempo. L'amore passa il tempo passa l'amore. Quasi, Sei quasi. ci sei. È Affinala, questo. Affinala. Affinala. L'amore, è giusto? Sì. A te però, l'abbiamo L'amore tutti. passa. Sì, l'amore fa? L'amore conta. No, l'amore fa. Dai, l'hai detto. Beh, ragazzi però... 5 secondi. Dove sei Elisa? 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 No, è Elisa. caduta. E a Romeo. Ma ti sei un'ora e dici Basta. butite, cioè è caduta. Effettivamente è caduta. Bravo Vianeo. Allora, forse abbiamo la terza telefonata che può provare Anche- Elisa. Sì, proprio ti aspettiamo Ebet. la settimana l'altra quando ci sarà la prossima puntata del Sess'altro Show perché sicuramente Ci farà la Elisa linea di nuovo, ci farà la linea di nuovo. Sicuramente. Abbiamo un'altra Bravissima. telefonata oppure no? Ce l'abbiamo? Sì, chi sei? Pronto? Sì. Ciao. Ma veramente tutte donne. Sì, Ciao, chi sei? Eleonora. Ciao Eleonora, da Ciao, dove Eleonora. ci chiami? Eleonora. Eleonora. Sì, ti sento. Ciao. Da dove ci chiami?
Ah, perché c'è un ritardo. No, ascolta il Daniele. telefono, ascolta il bravo. telefono, che noi siamo in anticipo. Esatto, ascolta il telefono. Ah, ok, siete in anticipo. A noi la frase c'è un ritardo ne fa sempre paura, te lo dico così da uomini, perché ha sempre, non so, che la sensazione... Mi è sì, successo due Abbiamo volte. distrutto guarda, i 5 minuti di trasmissione, abbiamo distrutto il romanticismo della vita. Ok, Eleonora, sì, da dove infatti, ci chiami? perfetto. Da Riese Pio X. Sei Pio X. Bello. Forse non pensare che fosse Pio per. Pio per. No, Pio X. No, Pio Pio per X. no. Ok. Pio X del Pio. Elisa, Sei un po' naro, sei questo. Va bene. Elisa, raccontaci qualcosa di te in 10 secondi. Eleonora, non Elisa. Sì, Elisa, Eleonora. Scusami perché ho Vianeo che sei fastidioso. Vai. Capisco che a Teresina batte, ma insomma... Dove il dente duole. Vai, Eleonora. Scusa, Eleonora che ha avuto coraggio di ribattere a Vianeo. No, ce l'aveva con Marco. Ah, no, mi pareva Dai, strano. dici qualcosa di te in 10 secondi, Eleonora. Allora, cosa ti racconto? Che ho... Non ti dico quanti anni ho, però No, certo. Sì, mi certo. porto bene. Certo. Brava. Quindi nega tanti. E 43, ma portati bene. avevo detto alla fine. Ok, un'altra cosa che dopo iniziamo a giocare. Dai. E cosa ti posso dire? Che faccio Basta. la danza del ventre. Amore, un'ora e un quarto per dirmi sono da Pio X, sono da qua. È l'unica roba interessante c'era la danza del ventre. Fammi la danza del ventre subito. Abbiamo Viene. regia un'immagine della signora ma che fa la danza del perfetto, ventre? No, non si vede, credo. è inutile. Infatti non si vede. cioè, Ma Eleonora, che a noi peccato. piace immaginare. Abbiamo l'immaginazione. Per cui, allora, complimenti per questa tua performance, però adesso andiamo al Titamoji, vediamo, tu sai già la soluzione, vuoi vedere un po' di secondi di Titamoji, vuoi buttarti, cosa vuoi fare? Via col tempo intanto, Sappi che Sì, adesso io ti sto chiamando da un fisso, ho visto prima la... Ok, prova. Prova. diciamo che l'amore. Elisa c'era andata proprio molto vicino. Molto vicino. Sì, solo che è difficile ascoltare il telefono e rispondervi. Immagino. Però allora buttati, Eleonora, perché comunque potresti dare un aiuto a chi viene dopo di te se non ci arrivi. Sì. Ok, allora... Stop al tempo. L'amore, un aiutino, dai, l'amore passa, L'amore passa? il tempo, aspetta. Tempo? L'amore col tempo passa. Peccato. Non Eleonora, è così, ci non spiace. è così. Ci dispiace non è così. davvero tanto perché c'eri andata veramente vicino. Ci spiace, non ha indovinato, però grazie per aver giocato con noi. Questa abbiamo già fatto. Wow. Ciao a tutti. Amici, ascolta. Presto sul palco. Grazie, Eleonora, ti aspettiamo anche noi. Speriamo di vederti presto. Ciao, Grazie. ciao, saluta Ciao. Riese e anche i 10 pulcini, giusto? Noi con l'occasione salutiamo anche Vianeo perché adesso è il momento di andare avanti con la nostra trasmissione e salutiamo quindi il nostro amico Però Vianeo. scusatemi se mi permetto, no? Perché poi la gente mi trova per casa, cioè per strada, mi dice, Bianca, per casa, c'è tanta gente è un casa. ladro, lei. Sì, Timore, ma te come si mandò? Ma allora ti dà una calmata. Allora, a un certo punto la gente mi dice, ma Vianeo, ma sto Titamoji. Ma come funziona? Ma io non me lo ricordo. E allora ho detto, vabbè ragazzi, ora facciamo così. Abbiamo creato una piccola maglietta, io voglio darla in omaggio. Ho fatto proprio questa maglietta per te, Pippo. Un omaggio grazie. per te e un omaggio alla tua simpatia. No, la maglia dai. Titamoji. E a me niente omaggio. Che Fate una bello. domanda, cioè simpatia sua, no tua. Questa è quella dei ridi che a mamma che ha fatto Fatto i gnocchi. bravissimo, Bellissima. bravissimo. Grazie. Questa, ma figurati. E se a voi anche a Marco, niente. Può trovarla, può comprarla sul nostro sito www.marcoepippo.com, c'è l'official store, certo. Sì, però non facciamo pubblicità perché No, sennò sì, è no, inelegante. no, Comunque brutto. diciamo si può trovare. Certo, si Nel trova sito. sul sito, no? Che sito? marcoepippo.com, official store che Official c'è. Store, avevo un tasto con scritto Official Store, tu clicchi dentro e arrivi che si piende magliette, Libri, no, ombrelli, di tutto, belle robe Però bellissime ragazzi, tra posso l'altro. dire, è brutto fare pubblicità delle proprie robe. E ora, non so, uno dice andate su www.marcoepippo.com /official store che c'è una serie di robe, fa triste. Sì, però questo è triste. È brutto dite così. Cioè, sei però. tanto inelegante. No, vabbè, No, vuole cioè, proprio- ci vuole più eleganza nel dire le robe, no? Uno devi dirgli vai sul sito, apri il browser, ad esempio. Apri il Ma qua sul browser. sito cambia. Mi se uno mi dice apri il browser, vago.
E comunque voglio dire, ti comprite qualcosa di diverso, anzi fa una roba, comprite l'ombreo. Abbiamo anche gli ombrelli. L'ombrello con scritto guarda che sei mio, così noi ti ociava, che sia importante, tu comprati un ombrello che secondo me ti serve. A far cosa? Amore, anche se non piove, secondo me se ti continui così, tra un fiati ti trovi dentro una tempesta e schiaffoni. Vabbè, allora è meglio che ti ripari e manco con ombrello. Noi la no? risolviamo fuori onda. Nel frattempo Grazie, vi lasciamo con Beh. Duilio Ines e la loro vacanza romantica alle terme. Regia, vai. Grazie Duilio di questo weekend romantico. E sei da sola, non volevi venire? Cancaro, ma generoso. Buongiorno signori. Buongiorno. Benvenuti nella nostra struttura, sono Vianeo, il vostro personal assistente. Qualsiasi evenienza, qualsiasi cosa, domandate a me. Quanti giorni vi fermate? Sabato e domenica. Ah, e allora bagaglio leggero, non serve il carrello. Lei è ottimista? Questo è il mio. Minuto. Vieni! Guarda. Guarda. Ma insomma, è il minimo indispensabile. È il minimo indispensabile. Un frigo. E yogurt dove lo metto? E sparafoglie. Se che c'è polvere in camera? E slittino. Nega come fermo a divertirsi. Il minimo indispensabile. Beh, effettivamente una roba in più che potevo assare a casa e invece ecco porta via. Cosa? Io. Ah, Vabbè, carichiamo. poco ti capivi a scaricarla tanti anni fa. Lasciate stare, faremo dopo, seguitemi. Vieni, vieni, Ancora? vieni. Ancora? Au! Ecco qua. Questo era il quinto carrello, abbiamo finito. Grazie, Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Gentilissimo. Questo vuole. Sì. Oh, €1. E vorrà €1, vai questo qua. Assumi. Guardi, grazie, purtroppo non ho moneta, mi spiace. Nessun problema. Carta o bancomat? E il negaccia va. Fatta anche questa. Che bello, Willy, non mi pare neanche vero che abbiamo un po' di tempo per rilassarsi insieme. Da quanti anni c'è che non si rilassavi, ma un poco? Sarà dall'89. E ci siamo conosciuti nel 90, vedete? Ma che bello, qua potremmo fare piscina, tennis, squash, ping pong, palestra, mountain bike, escursionismo, arrampicata, tornei di calcetto, tornei di pallavolo, tutto! Scusa Ines, siamo in vacanza o siamo a Giochi Senza Frontiere? Willy, non ti preoccupare, se rilassiamo qua, tra l'altro siamo serviti e riveriti 24 ore su 24, dai! Eh sì, quando avevo bisogno mi sto qua. Grazie. Ah, proprio H24? No! 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 Duilio! Ti godito di non mettermi fretta che faccio in paese! Guarda a casa il costume! Ma devi portare il costume da casa a casa? Sì! Adesso che ne compriamo un altro mi tocca girare nuda per tutto l'albergo! Manco. Copatte! Aveva ragione Marco a dire prima che probabilmente torneranno ben volentieri dal. Non mi pare dal inizi psicoterapeuta. ben sto weekend. Direi proprio di no, direi proprio di romantico. no. Anche perché il weekend poi è ongo, per cui, certo. insomma, ci saranno altri aggiornamenti. Ma ci noi saranno. abbiamo un ospite, abbiamo avuto prima Vianeo dei Radio Piazzafero e oggi invece abbiamo un altro rullo di tamburi perché è una presenza femminile finalmente qui live. Signore e signori, Elsa Fagin. Eccola qua, benvenuta Elsa, prendete comodi. È sempre bello vederla da vicino, la Elsa Fagin, e questa fortuna ce l'abbiamo Solo noi. noi. Buonasera a tutti, Pensa che fortuna. telespettatori. Radio Sempre telespettatori. Bene, Elsa, radiospettatori, cioè noi siamo in radio, io lo dico perché magari poi alla fine non Siamo si... in radio? No, non Non siamo in siamo in radio. radio. Non siamo in radio. Infatti?
No, ma lei ha detto... Vabbè, lasciamo stare. Comunque, Elsa, lei è qui, che ha un compito specifico, che è quello di leggere i messaggi che ci arrivano da casa e poi magari aiutarci poi nella gestione delle telefonate, se ha delle curiosità da chiedere. Sì. E si chiama forse bloccato o forse lei è proprio così. Lei, sì, penso che vuol dire che... Va bene. Allora, sentiamo, continuiamo col gioco Tita Moshi, per cui sentiamo che abbiamo in linea. C'è una telefonata, pronto? Pronto, ciao, sono Erika d'Arzer Grande. Ciao Erika. Ciao Erika, ciao. Conosciamo benissimo Arzer Grande, che è una serie di paesi, la VC, che negli altri ne piace dire in sequenza. Vai. Abbiamo fatto in tour Arzer Grande, Arzerello, Arzer Cavalli e basta, perché tutti Arzer che ce l'ha. E Elsa non ha capito niente di quello che ma Elsa, lei come conosce quelle zone? Sì. Hanno anche una roba sopra un campanile Arzer Grande. È il Cristo di Arzerello, certo. Bravo. Quello Rio in Brasile, però più piccolo. Esatto. Allora, conosci il nostro gioco, hai visto, siamo arrivati vicinissimi alla conclusione, vicinissimi. Allora io sparo con Aspetta, prima di sparare, perché non so se Elsa vuole chiederti qualcosa. Sì, vorrei capire chi abbiamo. Sì, allora, vogliamo Erika, conoscerti. vorrei farti 3 domande per capire chi sei. 3 domande, va bene. Okay? Va bene. Allora, senza essere volgare, quando compi gli anni? Ma che razza Il 22 giugno dell'84. Solo quella volta l'Ali ha compito. Sì. No, li compi ogni anno il 20 giugno, però probabilmente è nata, lei ha detto la data di nascita, capisci? Certo. Allora, seconda domanda per la Erika. Hai mai guidato ubriaca oppure risiedi fuori dal Veneto? Ma no, ma non sai che tutti i veneti sei tutti imbriaghi. Cioè, Io ad esempio Elsa. non sono... Sì. Allora, terza domanda, visto che sei dietro un argine, allora ti dico questa cosa qua. Ti arrabbi se lungo un argine vedi un rifiuto abbandonato da te? Ma perché? No. Ma che domanda sei? Non lo so, magari uno ha dei problemi. Uno sicuramente una ce li ha dei sicuramente, problemi, figa. ma non se... Allora, sei? vediamo se riusciamo a dare la soluzione. Pippo, prepara col tuo rullo di tamburi, perché Sì. secondo me qui ci arriviamo, Tita Moshi? Vai. Lo vedi? Vai. L'amore passa col tempo, il tempo non passa con l'amore. No, Ci siamo quasi, aspetta, devi aggiustarla. Abbiamo perché... i secondi che vanno? Sì, lì. Eccoli qua, vai. Allora l'amore cammina nel tempo, No, il tempo cammina con l'amore. Era giusta la Era giusto versione, prima, era prima, più prima. vicina a quella di prima. Allora l'amore passa col tempo, No. il tempo L'amore è un passatempo, l'amore è un passatempo. No, non è un Elsa, passatempo, no. non suggerisca male. Ha un passatello? Cosa sta facendo l'ometto? Il verbo è? L'hai detto? camminare, L'hai detto tu prima? passare, Sì, passeggiare. sta a passare. L'amore passeggia nel tempo. No. L'amore passa nel tempo. Aspetta. Cioè, ti sei appoggiato e schiacciato tutti i tasti. Elsa, Io non c'entro. No, non c'entra, no, dico Elsa, vuole dire qualcosa alla nostra ascoltatrice che... Aiutami, Elsa. Ok, ti saluto intanto perché hai perso. Allora, ciao. Saluti Arzerello. Ciao, vi vogliamo bene, ciao. Arzarelli. Ciao, prossima telefonata. Un uomo. Aspetta, ha sbagliato il numero, Veramente? secondo me ha sbagliato il numero. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Ciao, sono Matteo da Tagiri Sotto. Matteo, finalmente meriti il nostro applauso, sei il primo uomo che chiama. Ma cosa c'è sopra Tagì, scusami? Sopra Tagiri, via Franca. Ah, Villa Franca. Sopra. Perché questo è di sotto, dopo che c'è Villa Franca e che sarà qualcos'altro. Villa sopra. Franca è il primo piano? Esatto. Primo piano da cosa? Non so. Elsa, posso dirti una cosa, Elsa, mia moglie è pazza di te. È proprio... No, cosa? No, Elsa! Ma non si dice! No, cosa dice? È sua moglie poi, tra l'altro, scusa. Allora, Scusa. posso fare delle domande? Come ti chiami te? Matteo. Matteo, ascoltami, c'è anche tua moglie lì vicino a te? Sì. Allora c'è. passamela che voglio fare 3 domande per conoscerla, per vedere se è il mio tipo. No, Aspetta che vuoi che te la passo davvero? No, stai, allora te le faccio a te. Come si chiama? Possiamo sapere come si chiama tua moglie? Monica. Monica. Ah, non come me. Allora, senti Matteo, ti faccio 3 domande. Vai. Sì. Qual è il tuo pittore preferito tra Van Gogh e Rubens Barrichello?
Rubens Barrichello. Bravissimo. Ma guarda che era uno Complimenti che... per la cultura che avevi, altri no, perché cosa c'entra Rubens Barrichello? E correva in Formula 1? Cos'è? Ma la Ferrari è Lo un'opera so, d'arte. ma magari era anche bravo a pitturire. Bravissimo. Pitturire, può essere, è vero. È vero. Seconda domanda. Tra pizza e sushi, che gusto di pizza preferisci? Vongole. Tra pizza e sushi e vongole. Ultima domanda, andiamo nella religiosità. Ecco, Credi piano, nella morte dopo la vita? Come? No, scusi. Credi? Abbastanza. Esatto. Anche a me, ma penso tutti. Adesso conosciamo di più Matteo, andiamo al gioco. Fa fortuna, va, grazie. bene, Elsa. Matteo. Siamo arrivati praticamente a pochissimo. Allora, possiamo anche dire che qualcuno l'ha già indovinato anche nei nostri social, l'hanno scritto. Dai, Matteo! L'amore passatempo? No, riprova. 25 secondi, 24, vai! Amore. Porco. Il amore. Aspetta Matteo, perché siamo in Veneto, ti ricordo. Attenzione Matteo, vai. So, no, hai 10 secondi, vai. Amore passa. Qual è? No, il verbo. Amore passa l'acqua. No. Amore passare. Amore passa. Beh, è italiano proprio. Fine, mi spiace, però anche Vabbè, dai, ci ho provato, mi ha fatto piacere parlare con voi. Grazie Matteo. Saluta la mia amata. Vuoi mandare un bacio? Vabbè, saluto Monica. Ciao Monica. Ciao Elsa. Ciao Monica. Ciao Monica. Elsa che ha mandato un bacio, no? A Matteo e a Monica. Allora, Elsa, ci siamo arrivati quasi vicini. Mamma mia, ci siamo. Perché Pippo, forse diamo il suggerimento, lo diamo pulito adesso. Vai, perché dallo. stavi dicendo, l'amore ci siamo, l'abbiamo indovinato, l'amore. Lei sa l'amore. Io se fossi un ascoltatore andrei a leggere i commenti di Facebook. Certo, brava, E Elsa, ottimo dopodiché consiglio. Proverei a telefonare. Andrei a mangiare perché è tardi. No, non devono andare a mangiare, devono giocare. Comunque, però dopo che hanno letto i commenti capirebbero che l'amore c'è. L'amore c'è, passa. Abbiamo detto il verbo, quindi l'amore. Ma allora indovinate voi a sto punto? No, l'abbiamo dato un aiutone al prossimo. Vabbè, che... vai con la prossima telefonata. Vai. Pronto? Pronto? Sì? Ciao. Ciao, Come ti chiami? mi chiamo Daniela. Bello Daniela, da dove ti chiami Daniela? Da dove ti chiami? Si chiama da sola che ne sappiamo. Chiamo da Teolo comunque. Bel posto Teolo. Conosci Pippo? No, devo dire la verità, non me ne intendo. Ma salutiamo tutti gli amici di Teolo, i cinghiali, le volpi, tutti. Hai anche te il problema dei cinghiali? No, per fortuna, non ce l'ho. Tu hai problemi con i cinghiali? Sì, ogni tanto sì, con Magno Massa dopo. Vabbè, ma andiamo al... Elsa, vogliamo conoscere... Dimmi, ho 3 domande per la nostra amica di Teolo. Sì. Allora, prima domanda. Hai mai scritto qualche poesia o sei normale? Ma perché? Cioè, chi scrive le poesie è un poeta. Non ho detto questo. No, l'ha detto. Non ho detto che chi scrive poesia è un poeta. Non mi mette in bocca parole che non ho detto. Ma scusa, perché chi scrive poesie sei un allora, poeta? tu scrivi poesia o sei normale? Sono normale. Ok? Ma invece no, ma mi scusi. Senza creare imbarazzo. Chi butteresti da una rupe se dovessi scegliere tra tuo marito e tua suocera? Ma senza creare imbarazzo. Oppure non fa si anche può. una strage, va bene anche una strage. No, ma tu fare robe da dire. Va bene, faccio la strage, dai. Va bene. Allora, l'altra cosa che ti voglio dire è qual è il mese che preferisci e perché proprio luglio? Ma non ha detto luglio. Cioè, il mese che preferisco è agosto, veramente. Intanto. E perché proprio luglio? Cosa c'entra? Ma non Perché dice luglio? Ma sono strani i nostri ascoltatori. Gli ascoltatori sono strani, va bene. Beh, sono strani perché rispondono tutti, questa è una cosa che non riesco a capacitarmi. Però adesso è arrivato il momento, mentre è caduta una delle nostre vincitrici dalla Wall of Femine, rimettiamo, puoi entrare di diritto a far parte nella Wall of Femine se indovini. Vai col Tita Moshi. Allora, l'amore fa passare il tempo e il tempo fa passare l'amore. Sì! Vai, vinto! Bene. Applauso anche, vai. Grazie. Vediamo
Chiudiamo questa puntata del gioco in bellezza. Sì. Molto bene, Che molto bello! Allora mandaci la tua foto, ora riceverai istruzioni su come fare e entrerai anche tu nella Hall of Fame, chiaramente. No, certo che continua la adesso tradizione. rimaniamo così, giusto Elsa? Sì, Assolutamente. Beh, che dire, adesso noi abbiamo un momento di pausa. Abbiamo un momento di pausa, congeliamo la nostra amica da Teolo. Grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi, ciao ciao. Ciao, grazie. Ciao. Vuole Elsa, lanciare lei, vuole Elsa, lanciare lei il- il momento, il mini spot. Allora io non lancio niente perché dopo mi accusate di aver fatto danni. Ok. Che famo miettiga. Vabbè, fatti questo Mini spot. Dove sta andando? Lei non è che deve andare a cambiare, lasci le lampadine lì, non è qui per fare questo, ma è qui invece per accogliere e interagire con il nostro ospite che è attesissimo. Hanno scritto dei messaggi i nostri ascoltatori dall'inizio della trasmissione, dall'inizio della diretta: vogliamo l'assessore, e quindi io penso che sia arrivato il momento. Tra l'altro so che anche uno dei suoi politici preferiti, no, mi pare? Beh, guarda, io lo inserisco nella top 10 dei miei politici preferiti. Nella top 10 personale dei politici lui è al 18° posto. No, top 10 vuol dire i primi 10. Sì. Ma se lei lo mette al 18°? Ah sì? Eh sì. Va bene, vuole presentarlo lei? Senz'altro. Come direbbe Chiamiamo lui. l'assessore Ciano Contin. Eccolo qua. Gaetano, sgomiamo. Chi abbiamo stasera? Anche la showgirl, abbiamo Barba d'Urso. No. Allora, no, che lei ride, ho capito, però non è carina la battuta, se possiamo anche contenerci. Allora, mi permetto perché ci conosciamo da uno smerdaio di anni ormai. Se può usare anche un termine più tecnico mi farebbe piacere. Però. Sì, la conosco da quando che è sbarbatella, vero? Ecco, e ricomincia. Vabbè, comunque voi vi conoscete, carino. Senz'altro. Elsa, quindi se la conosce sa che è la nostra showgirl, la nostra valletta, ci segue ormai in tutte le puntate e tra l'altro ha un compito molto particolare. È quello di raccogliere i messaggi che ci arrivano dai nostri social, nella nostra diretta e rivolgerli, eventualmente se ci sono delle domande, rivolgerli al nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Caro. Ho qui uno smartphone con cui riuscirò a leggere tutti i messaggi. Guardate, è uno smartphone, vedete? Sopra e sotto non c'è niente. Questo è proprio uno smartphone. Sta facendo una magia. Cosa sta facendo? Sì, questo è uno smartphone. Allora voglio farvi vedere perché adesso leggerò in diretta i messaggi che ci arrivano per lei, assessore. Molto bene. In diretta, Prego. proprio così. Primo che le leggo. Questo è il modem 56K di collegarsi. Eccola qua, da Lourdes ci scrive la signorina Di Grazia Maria Pina. Chi è che scrive? Maria Pina Di Grazia da Lourdes. Ok. Lo sentiamo ancora. Assessore, le piace leggere? In che senso? Credo che abbia già risposto, per cui se abbiamo un'altra domanda per l'assessore, in che senso, assessore? Già la domanda. Il signor Nando Camminare da Santiago di Compostela. Lourdes e Santiago? Hai fatto caso? No, ho fatto caso. Entrambi sono. Molto bene, entrambi sono. Tutti dal Portogallo. Bravissimo, assessore. Lourdes, allora assessore. Portogallo. Vabbè, lascia stare. Il signor Nando Camminare le chiede, assessore, visto che lei è bravissimo barra cosa? Senz'altro. Barra così, ha messo una barra. Certo, Forse ha fatto un errore grammaticale. Capisco. Il signor si chiede, ce la racconta una barzelletta? Senz'altro. Punto di domanda. Senz'altro, Ma che razza di domanda barra, visto che è bravissimo che c'è? Ma è una domanda, ma faccia filtro lei, io capisco. Mi è venuta in mente una barzellettina e ora sento cosa che faceva i fioi dei indiani d'America per passare il tempo. No. I leseva i fumetti. Carina, perché io tutti leggeva i segnali del fumo, io i fumetti, che sarebbe fumo piccolo, ma c'è anche i cosi che te leggi, no? I fumetti, che tu ma assessore, scusi, a parte l'abbiamo capita, poi voglio dire, una battuta l'avrò letta sul Cucciolone 1983. Che è scaduto, sì, sta mia magnallo.
No, l'ho già mangiato, dico. Ma è scaduto? Cosa hai pazzo? No, l'ho Ma che mangiato fa? nell'83 per dire che nell'83 c'era già sul cucciolone sta barzelletta qua. Dei Questo- fumetti? Dei fumetti, Dei cioè, nel fumetti. senso, anche lei, Vabbè, assessore, Non cioè- mica capita io. Ma mica ho letto tanti fumetti da piccolo, io leggeva cosa io tutti Dylan Bob, presente? No, E- Dylan Dog, assessore. abbiamo- Dylan Bob. No, Bob. Bob Dylan è un cantante, un'altra persona. sì, Il fumetto è Dylan Dog. Bob Dylan, sì, mi Sì. ricordo. Ha La fatto conosce? ha fatto una Conosce? canzone Ah. in inglese. Ah sì. Certo, le fa sì. tutte in inglese. Ma cazzo, non ma- tutte, una aveva anche delle parole venete. No, scusi, no. Più famose di. No, io di- non di- la conosco, non sono Sì, un grande sì, esperto sì, di Bob sì. Dylan, ma credo che Sì, la che canzone. Sì, c'era quella che parlava degli uomini. Quella degli uomini. Degli uomini. Ah, sì, Degli anche lei uomini. è Sì, signora. chi c'è che non la sa quella degli uomini? Sentiamo, Dai. ricordi? How many roses sing a man, walk down. Sol, you California. E dopo ritacca. How many roses Dai, tutti sing a insieme a man. casa, sulle mani, vai. How many roses goes blind. Lockdown. E sai Diceva- che Mamma mia, diceva assessore, perché averne una se già tanto, ma due contemporaneamente diventa È il complesso. doppio quasi. Ma va. si ti nega tu e ma pa canzone non lui è perché che cantiamo questa ancora. L'ha fatto lei, assessore. Per piacere, mi venga incontro con la conduzione di questo momento. Se ci sono Senz'altro. delle domande, cortesemente, non so se la Elsa vuole leggerci qualche altro commento, se c'è qualche commento. A disposizione. Sì, allora guardi. Qui sono tempi, sa Elsa, non abbiamo mica. Intanto. Cosa vuole dire, scusi, con i miei tempi? No, per Perché carità. spiaggia i tasti a caso? Allora, c'è stata una signora che. Scusi. Allora, c'è stata una signora che dice Lucrezia, in Sì. particolare, Lucrezia. dell'associazione Siamo Donne, oltre Sì. le gambe c'è di più, dice. Senz'altro. Assessore, Sì? Sì. si vergogni attaccare così la signora Elsa. A me. No, forse si riferisce all'inizio, è vero, lo avevo sottolineato anch'io, che la battuta che ha fatto magari può essere anche un po' presa... Si vergogni allora- attaccare così la signora No, Elsa, vabbè, ma un non è che- esempio di intelligenza e cultura per tutte noi. Vabbè, dai, no, dai. E chiude Je suis Elsa. Je suis Elsa, domani Ma mi si chiama immagino Lucrezia, una sì. serie di persone che scriveranno su Facebook Je suis Elsa, però io dico in generale, Allora, io forse un po' prima è stato frainteso, allora se vuole difendersi perché è giusto, se vuole, cioè, Allora, David Gnomo, senti. Allora, non io sono David Gnomo, chiedo non sono scusa Gaetano. se qualcuno si è sentito offeso, non era sicuramente mia intenzione. Qui lo dico, qui lo nego, no, voglio offendere nessuno, intanto meno le donne, mi sono permesso con Elsa perché la conosco da tanto, non è che vado fuori, vedo, non so, sull'Arger una signora che passa che dico, finalmente si è decisa a dimagrire, non mi sognerei mai. ma no, chiaro che no. C'è una chiaro che no. confidenza, mi permetto, comunque Certo, chiedo certo. scusa se No, qualcuno... bisogna- allora, Scusate, sì. però ci scrive la signorina Maratoneta dell'associazione Walking Maresane e ci dice basta con questi luoghi comuni che le donne devono calare di peso. Ma vogliamo no. sentirci belle così come siano. Si vergogni! No, aspetta, assessore, Assessore, si ce l'hanno con spieghi, lei, no, che si si- spiega, Ho assessore, perché fatto un forse- esempio, non è che non farei mai una cosa No, l'ha detto chiaramente. nel senso che io non è allora, uomini e femmine tutti uguali, Bravo. no, rispettiamo tutti. Bravo. Faccio una battuta sugli uomini che sono tutti ebeti così bilanciamo, vabbè. E ora, senti cosa che dice un uomo che torna a casa da sua moglie dopo aver fatto shopping, no? No. E ora che dice ho comprato 4 pari di scarpe e fa e se 9. No, e gli dice 4 pari, e 8, ma no, gli dice e 9, che seria 9, no, in italiano. E gli dice no, 4 pari di scarpe, e 8, è ma carina. io dice no, e 9. Ah, gliene hanno data una in più? No, no, non gliel'hanno data Vito. uno in più, se 9 nel nove, senso che sono nuove, l'ha spiegato. Sì, certo se le appena comprate, ma era una in più, perché 4 per 2. Radice? Ese 8, ma ese 9 che è appena Assessore, comprare. però stia attento a come parla, perché scusi, c'è scritto Chi ha scritto? Massimo dell'associazione Maschi Opportunità che dice uomini ebete, lo dice a qualcun altro, faremo arrivare la nostra querela. No, allora Ma no. aspetta, si spieghi bene, assessore, perché sennò la gente capisce male. E non go né con gli uomini né con le No. femmine. Go solo fatto una battuta, Elsa la conosco. Bravo. Gli uomini non siamo tutti ebeti, era una battuta. Allora deriviamo tutti dalle scimmie, solo che noi uomini e femmine ci siamo evoluti
così basta adesso, Basta, insomma, basta. Scusi assessore, attenzione perché ci scrive Cita dell'associazione Simie a noi e Vabbè, dice è voluto, offesa, non si può dire No, niente. no, ora. facciamo così. Tagliamo la testa al toro. Scusi un secondo, sta arrivando un tweet di un'associazione animalista che ha detto No, ma basta, per piacere, possiamo continuare? siamo Allora, attenti. stua tutto, lo dico io per Maria piacere. Vergine. E cerchiamo di stemperare un pochettino, assessore. Sì, ma non si può dire niente, vai No, Mona, no, santo no, cielo. neanche- no, assessore, no. Dai, non sia così, no. ho Scusi, solo... assessore, c'è scritto Enrico dell'associazione Impotenti, non dica vai Mona che noi non ci possiamo. Stua tutto, fammi una No, carità. allora, non sì, me ne posso allora più. facciamo così. Senta, Dai, puoi dire niente. chiudiamola qui. Vuole raccontarci una barzellettina, una cosa per stemperare, una cosa. Va bene, dai, molto semplice? ne ho preparato una sull'attualità. Oh, No. dai, via, così E ora- facciamo ridere un po' le persone. Chiudiamo questa. Stemperiamo, no. Stemperiamo. Si avvio perché San Marco a fine aprile è pieno di ematomi? No. Perché il casca il 25 aprile. Via, io casca il 25 aprile. Forse era meglio chiudere in polemica e invece chiudiamo con questa bellissima No, ma barzelletta. scusate, se c'è qualcuno in diretta intervenga, vada a fare qualcosa. Per chi? Che è caduto il signor San Marco? No, casca il 25 aprile nel senso. Ma come fa a saperlo 2 giorni prima? I 60 io sa tutto, io vedo già. Per piacere, Ti vedo assessore. Senta, chiudiamo qui. Sono chiudiamo qui. sbadati in anticipo. Ecco, Sì, sono sì, sbadati si in accorge. anticipo. Allora, lei si è preparato i ringraziamenti. Siamo Senz'altro. arrivati in chiusura di puntata. Prima Allora- di ringraziare naturalmente i nostri tecnici, Senz'altro. il nostro regista Enrico Lando, tutti quanti, Silvia, Walter, insomma, tutte le persone che stanno lavorando per noi. L'assessore ha preparato invece dei ringraziamenti personali, prego. Allora, diciamo che stasera per renderli più divertenti i ringraziamenti li ho fatti ortopedici. Ortopedici. Buon onomastico. No. Cosa significa? Si spieghi. Perché non capisco. Ortopedici, che seria che chi ha dentro onomatopeici. Onomatopeici. Sì, che seria che in pratica che dico una parola col mimo. No, scusi, non c'entra proprio niente, me lo Non faccio c'è dire. No, il mimo è una cosa, l'onomatopea è quella figura, cioè una parola, come la posso spiegare semplice, una parola che all'interno ha un suono, capisce, che ricorda un po' tipo borbottare, no? Borbottare. Questo è un Sì, onomatopea, tipo le mie buelle borbottano quando ho mal di pancia. E come fanno? Borbottano. Ma tipo non so, squillare, senta squillo, cioè una cosa del genere, non gliene vengono in mente altre. Cioè ho capito. Tipo il mio stomaco squilla quando ha... come uguale fa? al borbotto di prima. Se non fa drin drin. Vabbè. Posso fare un esempio anch'io? Sì. Faccia un esempio anche lei. Tipo una volta sono andata a messa, c'era il signore, quello che suona l'organo, che è arrivato, si è portato lo sgabellino, poi ha messo il leggio, poi ha messo gli spartiti, poi si è regolato lo sgabellino giusto per suonare l'organo, perché era organizzato. Era organizzato, si dice, perché io in quel giorno suonavo l'organo. Sì. Aveva lo sgabellino, si è regolato lo sgabellino. Adesso ho capito cosa vuol dire l'organo. Senz'altro. Perché era organizzato. Organizzato. Gli unici organi che vedo, se voi altri in questo momento. Quindi Ogni possiamo modo- concludere, prego, assessore, vada. Sigla finale di ringraziamenti. Allora, faccio col mimo. E ora, mimo, grazie via. a tutti i sponsor che ci sostengono. Non sappiamo più come ringraziarli. Questo è sappiamo. Grazie a tutti voi che Cos'è questo? che fate visita. Fate, mamma mia, guarda, Visita al veramente- nostro official store Sì. e crompate le magliette. Anch'io, assessore, mi sento una fatta. Fatta mai però. No, assessore, per piacere. È bello indossare un sorriso per voi e per gli altri. Ricordo che le potete trovare nel sito marcoepippo.com. Grazie a tutti voi che guardate i nostri video, perché sapete, perché prima era sappiamo però- e adesso è sapete. più siete, più condividete, più senz'altro si proseguisce e diventa sempre più bello. Grazie! E grazie a tutti voi che ci seguite in massa, ma come che diciamo sempre, non si mai in massa. Grazie! Hold up.